Buongiorno così, dal lago di Garda. E prima di fare trekking, colazione. Mi sa che siamo i primi. 187esima escursione e si inizia quinta volta sulla catena del Baldo. È un po' che non venivamo qua, mi sembra 2 anni? Sì, all'incirca. Un po', ci mancava. Allora, partiamo dal parcheggio Stanga dove siamo adesso e qui ti lascio anche le coordinate del parcheggio. Già, vedi, sparano per darci il benvenuto. Allora, siamo partiti molto presto perché avevamo letto anche su internet che i posti da parcheggiare sono pochi, però finora quest'idea l'abbiamo avuta solo noi e altri 2. Facciamo un anello qui in zona, tocchiamo Monte Varagna subito, poi andiamo a Monte Altissimo dove siamo già stati anche altre volte e qui ti lascio anche il numero dell'escursione per puoi vedere dove siamo già stati, però partendo da Monte Baldo. Esatto, prendendo fuori via Marcesine. E poi da lì andiamo a Malga Campei. Esatto, dove dovremmo prenotare lì per poi richiudere l'anello praticamente qui in zona. Freschino, credo che ci siamo già guantizzati, fortunatamente qui siamo al coperto, non tira un soffio di vento, fortunatamente, se no sarebbe stata un po' più dura. E si va. Dal parcheggio al primo bivio in salita. Avremmo dovuto fare un po' di riscaldamento prima di partire subito. Cosa dici, Sonia? Già. Questo pezzo qui lo faremo anche al ritorno. E qui siamo arrivati al bivio. E esattamente qui iniziamo e poi chiuderemo l'anello. Arrivati a un altro bivio, noi per andare a Monte Altissimo giriamo a sinistra, ma qui a destra c'è Monte Varagna e scopro adesso postazioni militari Grandi Guerra, probabilmente sono quei terrapieni lì. Andiamo a vedere, non si può non andare a vedere. E queste qui sono le fortificazioni della prima guerra mondiale, dei camminatoi, trincea. Adesso vado ancora un po' più in alto, sperando che si veda, ci sia un bel panorama, che già questo è bello. Puntiamo ancora un po' più in alto. Ed ecco qua il panorama. Wow! Laggiù la foce del fiume dove eravamo ieri a passeggiare. Bello, bello. E qui il bivio dove eravamo prima e si sale fino a Monte Altissimo. Penso proprio dove ci sono gli altri camminatori che si sale. E siamo in vista del rifugio dove andremo fra un po'. Prima andiamo, lì c'è la chiesetta, andiamo sicuramente alla chiesetta. Arrivati alla chiesetta, qui siamo dentro al camminatoio barra trincea, qui la vista, le Alpi sono innevate e qui è dove eravamo in qualche escursione fa, dove c'era questa galleria che adesso andiamo a vedere. Abbiamo torce, abbiamo tutto, buttiamo un occhio. Sonia non vede l'ora.
in questo reticolato di trincee. Andiamo! Questa volta siamo attrezzati. Si parte, andiamo a vedere cosa c'è. Altezza d'uomo proprio, non si può dire che non abbia scavato. Qua c'è una feritoia. Qui da sul monte. Che spettacolo. Pensare, cioè è tanto bello quanto triste, cioè, è una struttura bellissima, ma pensare allo scopo. Gente che al tempo non c'erano le comodità di oggi, perciò il freddo che hanno patito, oltre al fatto che gli sparavano addosso. Galleria, vuoi non andarla a vedere? C'è chi prima e c'è chi dopo, sono qui da 10 minuti, non so che giro abbia fatto. Qui dobbiamo fare il timbro, vero? Monte altissimo, il punto più alto che tocchiamo oggi, da qui non toccheremo il punto più alto. Laggiù c'è il panorama sul lago di Garda che andiamo a vederci subito. Col suo bellissimo panorama, con la sua chiesetta, le sue gallerie, le sue trinceramenti di guerra e il suo rifugio per proseguire nel nostro percorso, anche perché mi sa che ci mancano ancora 7-8 km che saranno principalmente in discesa, però e qui c'è un bivio. La Sonia cerca di capire dove andiamo. Qui anche il mio Garmin frulla. Sentiero dei Cirmoli, vedi?
Andiamo pure, Malga Campo 40 minuti. Cioè si vede, siamo quasi arrivati a Malga Campo, che non capisco se è aperto o chiuso, adesso lo scopriremo. E sopra Malga Campo, Monte Campo, che non possiamo non visitare. Malga Campo, direi che è chiuso, però un giretto lo faccio, per avere la certezza. Questo è il bagno. Io mi sono già innamorato di sto posto. Meglio non indagare, spero che non abbiate visto, ma mi sono già innamorato di sto posto col bagno esterno. Arrivati pure a Monte Campo. Col suo panorama. Com'è Sonia? Top! Top! Questo è il percorso, il tratto che unisce Malga Campo a Malga Campei di sopra. È esposto un po', in alcuni punti c'era anche un po' di lecca, un po' di fango, perciò attenzione che si potrebbe anche scivolare in zona d'ombra, però non abbiamo visto criticità. Passo sicuro e si va. E qui c'è un bivio, fortuna che l'ha visto la Sonia. Io gli direi di girare da qualche parte, vai. Usciti adesso laggiù dalla zona d'ombra dove c'era un'umidità, c'era tanta umidità, eravamo sui 12 gradi e adesso siamo tornati in zona sotto il sole e qui c'è un bivio. Oltre che a un gran bel panorama. Dove si va? Qua, dritto. Dritto! Arrivati. Maccheroni del pastore, se ci siete, siete miei. E va. Sa che si entra da là però, Finalmente pranzo. Fede, cos'è presa? Questo è il gran piatto. Per me crema di zucca. Buon appetito! Appena mangiato il rifugio Malga Campei e adesso proseguiamo per chiudere l'anello. Malga Campei di sopra dove abbiamo pranzato, da lì in salita per andare a raggiungere il bivio dove chiuderemo l'anello. Lassù, non so se si vede, dove ci sono quei cartelloni, lì è monte altissimo e rifugio altissimo che sono attaccati. E la Sonia vede il bivio dove chiuderemo l'anello. A fra poco. Arrivati, anello chiuso. Questo E vai! è il nostro amico cartello che ci dice che abbiamo chiuso l'anello. Adesso si va a scendere. 187esima escursione finita, siamo arrivati dal parcheggio dove siamo partiti e stamattina c'erano 3 macchine fra cui la nostra, adesso è pieno, perciò avevamo letto su internet che tocca venire presto qui, confermo, venire presto. Giro finito, abbiamo fatto intorno ai qui poco meno di 15 km e dopo qui ti scrivo anche il numero di passi e piani in salita. Bel giro, abbiamo visto due rifugi, rifugio altissimo e rifugio Malga Campei di sopra. di sopra. E lì abbiamo anche mangiato, io ho mangiato tantissimo, infatti la salita dopo l'ho sentita tutta, ho mangiato anche metà piatto della Sonia per non buttare via niente. E un bel girettino al monte altissimo, un panorama degno che merita sul lago di Garda, si vede tutto bello, infatti c'era un gran via vai, biciclette, gente a piedi, di ogni.
E non è la prima volta che veniamo qua, ma non merita, ci torniamo sempre con entusiasmo. Anche perché questo percorso è anche ben segnalato, molto molto bene. Sì, poi comunque consigliamo sempre di avere cartina, ma anche un GPS che ti può aiutare. Apro parentesi, in descrizione trovi la traccia di questo giro che abbiamo fatto, chiusa parentesi. E via, adesso andiamo verso l'albergo a riposarci, bel bagnetto caldo e domani si riparte per la Romagna. Se ti è piaciuto il video, vuoi vedere anche i prossimi, ci sopporti e ci vuoi supportare, iscriviti al canale. E buone passeggiate!